Una piattaforma di discussione aperta a quanti desiderano collaborare per un unico obiettivo, arrivare al referendum per l'autodeterminazione del popolo veneto. Presentato a Palazzo Ferrofini, il Veneto Decida, manifesto delle principali associazioni culturali che sostengono le radici e l'indipendenza della regione. È la prima volta forse che i veneti danno dimostrazione di essere un popolo unito e spesso abbiamo dato dimostrazione di essere frammentati. Ecco, da oggi parte un nuovo corso per il Veneto e attorno a pochi punti stiamo concentrando tutte le nostre forze affinché la classe politica veneta sappia e capisca che ci sono delle esigenze che partono dal territorio. Da mesi si discute la proposta di legge presentata da 20 consiglieri regionali, primo firmatario Stefano Valdegamberi di Futuro Popolare, spaccata la commissione dei 6 saggi insediata ad aprile per volere del governatore Zaia e del presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato. Uno stop solo parziale, precisa uno dei membri, Luca Zano Cantarutti, presidente di Indipendenza Veneta. La Commissione dei Saggi al proprio interno ha posizioni diversificate, alcuni abbiamo ritenuto che ci sia una strada praticabile per poter indire questo referendum, l'abbiamo messa nero su bianco in maniera molto chiara ai consiglieri regionali e al presidente Luca Zaia che ci ha sempre sollecitato in questo nostro lavoro. Una strada è aperta, adesso diventa una questione di volontà politica. E la politica, che ha incassato i sì di Lega di parte del PDL e ampie aperture dalla sinistra, sarà chiamata a una prima discussione in un Consiglio regionale straordinario martedì 30 luglio. Mi aspetto che anche la sinistra della nostra regione prenda consapevolezza che noi non vogliamo fare un'operazione di nostalgia, vogliamo fare semplicemente un'operazione che guarda avanti. Noi siamo per l'Europa, ma siamo per l'Europa dei popoli. Un referendum da fare, ma non a spese della regione. Per questo dalla Lega arriva una proposta. Noi chiediamo che questo venga fatto anche non a spese della collettività veneta, in maniera di rispettare anche coloro i quali la pensano diversamente. È per questo che noi vorremmo creare una fondazione, abbiamo fatto degli emendamenti al progetto di legge. Appuntamento il 30 luglio, mi auguro per decidere, non semplicemente per discutere.